E ora la pagina politica. Piero Rambuschi, consigliere anziano, risponde al centro-sinistra sulla proposta di dialogo. È il caso di far presente, dice Rambuschi, che il nostro candidato sindaco Tabaro si è sempre dichiarato pienamente disponibile al dialogo, ma i consiglieri Roberto Zanini e Irina Drigo dovrebbero chiedere al loro primo cittadino perché un accordo non è stato possibile. E sulla situazione politica portoghese sentiamo il parere di Lucio Leonardelli, ex consigliere ed ex capogruppo di Forza Italia e PDL in Consiglio Comunale a Portogruaro, rimasto fuori per una manciata di voti. Leonardelli potrebbe anche rientrare in Consiglio Comunale perché è ripescabile in caso di dimissioni di Angelo Tabaro, ma poi aspettiamo naturalmente il primo Consiglio Comunale per vedere quali saranno le strategie. Intanto il servizio. C'è un blocco totale, direi che quello che più mi amareggia da un lato è vedere un sindaco che sta facendo di tutto e di più per mantenersi questa sua poltrona che se l'è guadagnata, e lui dice con la stragrande maggioranza dei voti. Io ricordo che ha ottenuto soltanto il 30% dei voti di fatto effettivi dei cittadini portoghesi. E credo che con uno scatto di dignità in più sarebbe stato probabilmente più onorevole per lui dare le dimissioni, perché è indubbio, come da più parti si dice, che forse il commissario è comunque sotto certi aspetti una sorta di sconfitta della politica, ma non ci sono situazioni diverse oggi alla luce del sole se non appunto l'arrivo di un commissario che possa in qualche modo sistemare questa situazione strana che si è creata per i prossimi mesi e tornare a votare. Perché dice che Bertoncello ha vinto col 30%? Perché ha vinto ottenendo il 52% del 62% della gente che è andata a votare al secondo turno, quindi di fatto alla fin fine lui ha il 31% dei voti di portoghesi. Il dato vero, il dato effettivo, se uno legge i numeri, sta a dimostrare appunto che circa il 70%, poco meno, dei portoghesi non lo ha voluto, per cui ora questa situazione di terrorismo psicologico che lui sta creando nei confronti dei portoghesi è assolutamente esagerata e fuori luogo, e nello stesso tempo dimostra ancora di più quello che è il suo senso rispetto a quella che è l'amministrazione della città, ovvero gestire il potere e gestirsi quella che è la poltrona che non vuole mollare. E ci è arrivata anche una nota di Irina Drigo, consigliere comunale e coordinatrice del Circolo del Partito Democratico, consigliere comunale eletto nella lista Portogruaro che vogliamo. In questi giorni vediamo tanti e troppi condizionamenti esterni alla politica di Portogruaro che indicano cosa fare, dove fare, perché fare. Queste sono interferenze, dice Irina Drigo, che impediscono di fare con serenità gli interessi di Portogruaro. La responsabilità di governare o meno questa città non può essere decisa da fuori, ci vuole il rispetto del voto di tutti i cittadini, ma anche il Consiglio Comunale rispetti le prerogative e i compiti che sono propri. La rappresentanza democratica dei cittadini non può subire e comunque non tollera alcuna sospensione.